Ciao avvocatella, buongiorno. Quindi ragazzi, nonostante non siano attese tante piogge, diciamo abbondanti, ma comunque sarà sicuramente necessario portarsi l'ombrello appresso, anche perché diciamo che sulle aree più settentrionali tipo Toscana, Levante Ligure, diciamo Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, potrà ancora piovere, quindi non è detto che non piova, quindi anche sulla Sardegna ci potrà essere, diciamo, qualche piovasco, soprattutto nella prima parte del pomeriggio. Poi sempre attenzione perché nel pomeriggio non si escludono temporali. Sul Lazio, ad esempio a Roma, e sulla Campania. E ti pareva che qua non acchiappavo pure io, no? E poi infine, ragazzi, sulla costiera tirrenica calabrese. Diciamo che su questi settori, allora, eccolo qua, Avvocatella, un attimo. A nord e su tutta la fascia adriatica il meteo si manterrà tranquillo, salvo qualche residuo rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Quindi attenzione, porte d'ombrelle. Quindi diciamo sul fronte delle temperature si registrerà un aumento dei valori. Te l'ho data la sorpresa, no, Napoli te l'ho data la sorpresa, quindi solo al nord, solo un po' sul Friuli Venezia Giulia, poi dall'altra parte sarà tutto bello tranquillo, quindi vedi, poi dice che non ti pensa, vedi? Allora, questo ragazzi è quello che si prevede per la giornata di oggi. Poi più tardi faremo quello lì per domani. Speriamo che qua a Salerno il tempo ancora, diciamo, un po' strano, come dico io, anche perché davvero non si capisce nulla, sta ancora brutto brutto. Ah, ecco qua, sta piovendo, vedete, l'ho preso proprio a volo il telefono. Siamo passati dalla diretta del computer alla diretta proprio live. Ecco qua ragazzi, abbiamo finito di parlare. Si prevede pioggia sulla campagna, questo c'è proprio azzeccato. Bah, è inutile. Oggi mi arrendo, è più forte. Stanotte tanta acqua. Ma incomincio un'altra volta. E buonanotte. Oggi il tempo di sta sotto coperta. Mamma mia, no. Visto avvocate, tu dici che da te ne guarda a me, come stavano stimando. Anzi, io ho detto stasera vado a fare un giro alle luci d'artista. Volevo andare a fare un giro a Salerno a guardare le luci, la verità, le luminari, volevo fare pure la diretta, volevo fare. E mi sa che neanche stavolta ci potrò andare. Mannaggia la miseria. No, no, proprio pazzesco qua. O quando piove troppo, quando non piove. Bah. Il cielo non è che è tanto nero per finale, è un po' di nebbia di qua di là. Però, piove, piove. Vabbè, può darsi che per stasera termina, se termina vado a farmi un giro. Voglio vedere la ruota panoramica perché ancora non l'ho vista. Ho promesso che sarei salito sopra, solo che tengo una paura. Voglio fare la diretta dalla ruota panoramica, quella che sale in alto là. Però la verità la paura è più forte di me. Anche se è vero che va lenta, però sale molto molto in alto, quindi poi si vede tutta Salerno da sopra, perciò vorrei andarci sopra a fare la diretta proprio. Faccio no, no, faccio la paura, avvocato, non faccio romantica. L'ultima volta che sono andato sulla giostra, bene, bene, spero altrettanto, Antonio. L'ultima volta che sono salito su un macchingegno di quella, lo stomaco me lo sentivo sui piedi. Siamo saliti sulla nave pirata, quella là che sale e scende, me lo ricordo ancora. Mamma mia. La ruota no, la ruota è solo l'altezza che è brutta, che è alta proprio. Poi sono andato sul tappeto volante, quello che va veloce a destra e a sinistra, là. Ho avuto anche la fortuna, ho avuto anche la fortuna di stare sul tappeto volante all'ultimo posto, quindi sul lato mio non ci stava niente.
Di solito ci sta sempre qualche compagno nei lati, invece io ho preso proprio il primo posto proprio. Quindi proprio vedevo, bravi i mostri ci visto proprio, tutti i mostri mi ci fatto. Ho detto mo si ci cangia sta cosa, mo si ci cangia sta cosa, che quella si abbassa quella leva che ti mantiene sulle ginocchia. Ho detto e se si alza sta cosa, sai dove vogliamo qua? La nave pirata invece è volta a stomaco esagerato proprio, quella fa paura proprio. La ruota panoramica mi preoccupa l'altezza perché sale molto in alto, va lentamente, sì, però diciamo sale lentamente, però è alta. Quella da qui a volte si vede, adesso non riesco a guardare, la sera devo fare la diretta perché si vede l'illuminazione, cioè si vede tutto blu, che è proprio alta. Sì, io la sera da qua la riesco a vedere. Adesso ad esempio io la vedo, solo che voi non la potete vedere perché al finale ti faccio l'ingrandimento. Eccolo qua l'arco, lo vedi in mezzo a questa casa? Vedi dove sta questo pilastro rosso e questo giallo qui sulla casa, sul tetto? Vedi quell'arco lì? È la ruota quella. Diciamo è il pezzo finale della ruota lì. In effetti vedi, se arrivo lì guardo casa da lì direttamente. Quindi fa proprio la sera si vede diciamo il colore blu del ruota. Questa è la terza più alta del mondo, non prima. La prima mi pare che sta in Francia, la seconda in Spagna e la terza qua a Salerno. Ragazzi vi auguro buon proseguimento. Qua è meglio entrare, sì ci sta vento, quindi mi sa che dopo mangiato a lettuccia proprio direttamente sotto a Pimone ragazzi. Ci sentiamo dopo, dai, ciao.